Credo fine anni 50, prima ancora del... Sì, anni 50, la stagione dei primi festival. E mi colpì molto il timbro di voce. Molto caldo, molto napoletano, come piace a me, insomma. E soprattutto mi piacque la sua passionalità. Io dico sempre che la canzone napoletana non si canta, si interpreta. E lui l'ha sempre interpretato. L'ho conosciuto dopo, negli anni 70. L'ho conosciuto e gli devo pure una grande lezione, perché io da giornalista non avevo ancora capito che la malavita qui era diventata una cosa terribile. E lui mi raccontò un episodio che sembra curioso, ma è importante, che per la prima volta lui andando verso il centro di Napoli, c'era un semaforo davanti a un bar, di solito si scappellavano davanti a lui, davanti al maestro. E mo si faceva, se un cantante popolare come Mario non viene rispettato. E infatti lui si fermò al semaforo e davanti al bar due di loro gli dissero: maestro, ma che bella macchina che tenete. E lui disse: grazie. Ma detto verde e passò. La seconda volta si fermò: maestro, vedete una bella macchina, però state attenti. La terza volta, sempre la solita storia del semaforo, il moglie gli disse: maestro, ma secondo me un'assicurazione con noi voi ve l'avessimo fa. E questo fatto che un cantante di grande popolarità per la prima volta fosse in qualche modo contrastato, se non minacciato dalla Camorra, mi sembra un fatto proprio di cambiamento totale, di cambiamento culturale, ecco, di questa città. E Mario Trevi alla piedi rotti. Io penso che lui si sia perso una cosa a cui aveva diritto, il periodo migliore della Piedigrotta. Che quando è arrivato lui, la Piedigrotta già si era in qualche modo deformata. C'era ancora, ma non era più quello di una volta. Le grandi case editrici avevano chiuso tutto, Napoli non era più la capitale della musica, aveva lasciato spazio e posto a Milano. E quindi lui si è trovato in quelle Piedigrotta, come dire, che erano più per spettacolo che per lancio. Non c'erano più grandi canzoni che nascevano dalla Piedirotta come ai tempi belli. E fra l'altro è uno dei pochi su cui non ci stanno pettegolezzi. Anche la sua storia umana, come devo dire, è bella, è una storia anche di dolore, ecco, la perdita della prima moglie, il matrimonio con la sorella della moglie, come si usava veramente una volta nella nostra cultura popolare. Ecco perché Mario è impastato di questa storia nostra. Non credo fosse totalmente a suo agio, perché era un mondo che poi da un certo momento in poi fu inquinato. Io non credo che credo che sbagliano quando la considerano il festival un episodio minore di brutta musica, di brutte canzoni. Questo non è vero affatto. Sono canzoni bellissime che venirono fuori da quei festival. Però che ci fosse della corruzione è dimostrato, insomma. Anche se a Sanremo credo che succedano cose peggiori e l'Italia si ferma ad ascoltare. Poi Napoli è Napoli, Napoli ha lo svantaggio di non essere mai veramente amata al di fuori dei confini del sud. Questo è un fatto, dice noi si miglia a iniezzare, ma questo è un fatto obiettivo, voglio dire, basta guardare a quello che succede oggi. Indifferentemente è Mario Trevi, non fu cantata per prima da lui, non era solo la sua l'esecuzione, però la sua risultò così convincente, così spontanea, così vera, che lo dicevamo prima, così che Mina sentì Mario Trevi cantare indifferentemente e la prese e la incise da par suo, insomma. Come Mina è una di quelle settentrionali di Cremona, che invece a Napoli è stato sempre molto attento. E Mario Trevi all'estero, pure qua credo che in qualche modo si sia distinto. Che i suoi giri se l'è fatto, però non si è fatti i giri dal solito impresario di New York, quello che non so se lo sapete, ma faceva una cosa bellissima, che li portava a cantare i napoletani che andavano a New York. Dopodiché, quando ritornavano e passavano sul ponte del Brooklyn, lui sosteneva che le luci del ponte di Brooklyn facevano, ed è vero, facevano una sagoma delle lampadine simili a quelle del Vesuvio. E allora pretendeva che tutti i cantanti scendessero dalla limousine, si mettessero in ginocchio e pregassero con lui per Napoli. Quindi credo, lo so, l'ha fatto naturalmente, però ha cercato anche altri pubblici all'estero, pubblici meno numerosi, ma probabilmente più attenti a quella che è la nostalgia. E anche un pubblico di seconda linea, di figli degli emigrati, che sono quelli che sono i giudici veri poi del successo
di un cantante. Mario Trevi è uno dei pochi cantanti che non è sopravvissuto. Ha continuato a vivere di musica in una maniera di estrema dignità. E io ho capito come è fatto lui un giorno andando a casa sua. Casa sua, per chi non lo sapesse, è una via di mezzo fra Hollywood e Forcella. Ci sta la piscina, i campi di tennis, le scritte al neon "Viva Mario Trevi, viva la canzone napoletana", e contemporaneamente ci sta l'atmosfera della città nostra, dei vicoli nostri. Quindi questa grande considerazione che lui ha per se stesso, dimostrata da questo, c'è un archivio formidabile, anche se non dire una cosa lo cascione, manca si spara, no? C'ha un archivio di musica, di fotografie, di spartiti eccezionale. E quindi ho capito che lui ha alimentato questa alta considerazione che giustamente egli ha di se stesso, non andando a cercare il facile successo, andandosi a mettere a fare la fila alla Rai per magari 2 minuti in qualche programma di serie B, no, lui ha continuato a inseguire il suo pubblico dove c'era, per un certo periodo soprattutto al sud, poi anche a Napoli, e aggiornando il repertorio, non si è cullato sulle vecchie, non è campato solamente indifferentemente Mare Verde, eccetera. Per esempio ha inciso e bene le canzoni di Pino Daniele, e le ha incise nel momento in cui Pino Daniele non è diventato il santino da esporre, perché chi ha suonato Pino Daniele pare che abbia dato premio Nobel. Era invece un personaggio anche scontroso e difficile in vita, e lui l'ha incisa in quel momento, e credo che fu l'unico dei cantanti napoletani classici a misurarsi con una cosa del genere, quindi con una canzone estremamente moderna, a dimostrazione di una dottilità della voce. Io voglio bene a Mare, devo dire la verità.